A Manlio Messina e a tutti i suoi amici in questo giorno importante, un presidio politico che si apre in Sicilia, la sua segreteria e soprattutto il Centro Studi Sicilia Mediterranea, cioè un luogo di elaborazione del pensiero che possa portare la Sicilia al centro del Mediterraneo, non solo come lo è adesso, cioè fisicamente, ma anche dal punto di vista politico, delle strategie, dell'elaborazione del futuro del Mediterraneo. Grazie Manlio, grazie a tutti voi per il lavoro che fate costantemente sul territorio e in bocca al lupo a tutti. A presto. Un cordiale saluto a tutti gli amici presenti e in particolare all'amico onorevole Manlio Messina. Il lavoro frenetico di queste ore mi impedisce di essere insieme a voi, ma certamente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi non mancherò di essere presente. Io e Manlio Messina lavoriamo a stretto gomito per promuovere la cultura e la bellezza anche in Sicilia e nei vostri territori. Di recente, attraverso i grandi progetti, abbiamo finanziato il rifacimento della bellissima facciata del Teatro Bellini di Catania. La cultura è al centro dell'azione di governo, abbiamo realizzato tantissime cose, tantissimi progetti e vorrò venire in futuro a raccontarvi tutte le cose che abbiamo fatto e che intendiamo fare. Intanto un augurio per questa nuova iniziativa, per l'apertura di questo presidio, ci vedremo presto. Un abbraccio a tutti quanti voi, un abbraccio all'onorevole Manlio Messina, a Manlio, il mio amico Manlio che oggi inaugura la sua nuova segreteria politica. Bravo, come dire, ti metti in sintonia con quello che è lo spirito di Fratelli d'Italia, che so essere il tuo spirito ed è lo spirito della classe dirigente siciliana tutta, ovvero quella appunto di continuare in quello straordinario esercizio di interlocuzione fra il popolo e chi viene eletto. Io sono convinto del fatto che il risultato di Fratelli d'Italia derivi proprio da questo, soprattutto in larghissima maggioranza dalla straordinaria forza empatica e di capacità politica, di standing del nostro leader Giorgia Meloni e poi da un contributo minoritario che in maniera, definiamola, lillipuziana, ognuno nel proprio territorio dà ad amplificare il messaggio straordinario di Giorgia e di Fratelli d'Italia e quindi lo fa guardando sempre negli occhi il nostro popolo e ciò che si fa appunto attrezzando la segreteria politica che insieme alle manifestazioni diventa il punto vero di contatto con i nostri elettori. Mi dispiace non essere lì presente di persona, evidentemente lo sarò al più presto, lo sarò come dirigente di partito ma anche come sottosegretario di Stato per potermi confrontare con gli operatori sanitari siciliani sullo stato di salute del nostro sistema sanitario nazionale pubblico, che innegabilmente vive un momento di difficoltà che abbiamo ereditato e che stiamo cercando ovviamente di compendiare e di migliorare, partendo da un presupposto e da un dato straordinario che il nostro sistema sanitario nazionale pubblico è ancora oggi il quarto o quinto sistema sanitario nazionale pubblico al mondo, fonte Bloomberg, è un valore che dobbiamo difendere, dobbiamo migliorare nei termini di sperequazione fra nord e sud. Io sono pugliese, come alcuni di voi sanno, e quindi condivido con voi l'ignominia del fatto che molte volte i nostri corregionali debbano andare al nord per potersi curare, ed è uno degli obiettivi, la perequazione anche in termini sanitari tra nord e sud, che il nostro Ministero e questo Governo si pone. Oggi abbiamo tutti gli elementi per far bene, partendo, ripeto, da un grande leader, da una grande preparazione. Ricordo che il ministro Schillaci, peraltro non lo devo raccontare a voi, catanese di origine, quindi il vostro concittadino, è un medico, un professore ordinario già preso di facoltà, rettore in carica che si dimette per diventare ministro. In una parola, una persona che capisce di sanità. Non mi piace parlare male di chi lo ha preceduto, ma evidentemente in assoluta discontinuità non fosse altro per il titolo di studio acquisito. Abbiamo quindi una classe dirigente capace, abbiamo l'orizzonte che è quello della stabilità che ci consente in 5 anni di mandato di mettere in campo delle